Signore in ogni tempo, loda il Signore, tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo, loda il Signore, lodo nei monti e nella valle, e quando ho fiducia e se dubbio, ti lodo da solo ogni moltitudine, che la mia lode distrugge le potestà. Finché io respiro, io continuerò. Loda il Signore, anima mia, ed io loda il Signore, anima mia. Voglio adorarti, se non ti sento ti lodo, non mi lascerai. La lode è un'arma, è più che un suono, è il grido che le muraglie distruggerà. Tutta la chiesa, finché io respiro, finché io respiro, io continuerò. Loda il Signore, anima mia, ed io grido. Loda il Signore, anima mia. Non mi fermerò, più Dio vivo è, niente ci separerà. Loda il Signore, anima mia. Perché tu regni, sovrano sei, hai vinto la morte, l'hai fatto per me. Cristo fedele, sei verità, d'oro non c'è nessuno come te. Perché tu regni, sovrano sei, hai vinto la morte, l'hai fatto per me. Cristo fedele, sei verità, d'oro non c'è nessuno come te. Loda il Signore, anima mia, e Dio loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia, e Dio loda il Signore, anima mia. Non mi fermerò, il Dio vivo è, niente ci separerà. Non mi fermerò, il Dio vivo è, niente ci separerà. Non mi fermerò, il Dio vivo è, niente ci separerà. Loda il Signore, anima mia. Tutti insieme. Tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo, loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo, loda il Signore. Tu che respiri, Tu che respiri, loda il Signore loda il Signore in ogni tempo, in ogni tempo, loda il Signore. loda il Signore. Tu che respiri, Tu che respiri, loda il Signore loda il Signore in ogni tempo, in ogni tempo, loda il Signore. loda il Signore. Noi celebriamo Gesù. Applauda il Signore più forte. Applauda Lui. Alleluia.
Ah, Spirito Santo, noi celebriamo il tuo nome questa sera, noi celebriamo la tua presenza, noi celebriamo, Signore, perché noi siamo qui, noi celebriamo, Signore, perché forse abbiamo vissuto una settimana pesante, ma questo non ci ha impedito di stare alla tua presenza, di adorarti. Spirito Santo, togli ogni pensiero negativo, ogni cosa che allontana-ci dalla tua presenza, che il tuo Spirito Santo possa muoverci tra di noi, che la tua presenza possa raggiungere i nostri cuori, che la tua presenza possa liberare la nostra mente da ogni peso, Signore. Noi ti celebriamo, Gesù, noi celebriamo la tua presenza, noi adoriamo, noi dichiariamo che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Grazie Gesù, grazie per questo momento, grazie perché tu sei qui, grazie Signore per la gioia che noi stiamo vivendo in poter adorare il tuo nome, Gesù. Alleluia, dichiariamo insieme quanto è grande il nostro Dio. Dichiariamo grande impotenza tu sei. Grande impotenza tu sei. Vista. Non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei. Luce nel buio tu sei. Vita nel lutto tu dai. Non c'è un altro. Cominciamo da capo, dichiariamo grande impotenza tu sei, Signore. Grande impotenza tu sei. Vista ai ciechi tu dai, non c'è come te. Luce nel buio tu sei. E vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza sei Dio, sei Dio. Tu sei Gesù, grande impotenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, e vita nel lutto tu dai, non c'è un altro. Sopra di ogni altro, il Redentore, il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza sei Dio, sei Dio. Speriamo insieme, se Dio è per noi, chi mai potrà essere contro di noi? Se Dio è per noi, 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 sarà contro di noi. Mai ci fermerà, se Dio è per noi, sarà contro di noi. Se Dio è per noi, più forte dichiara.
Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, tu sei Dio. Il nostro Dio è grande, Egli è di sopra di ogni, il Redentore. Sei Dio, il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni, il Redentore. Tu sei Dio, il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore. Dichiara ancora una volta, il nostro Dio è grande, il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza sei Dio. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, se Dio è per noi, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, tu sei Dio. Alleluia! Tu sei Dio. Tu sei nostro Dio, Signore. E non c'è nessun altro che possa si appare a te, Gesù. Salmo 46 dice così: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume e qui i uccelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano. Egli fa udire la sua voce e la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite e guardate le opere del Signore, Egli fa sulla terra cose stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Rompe gli archi, spessa le lance, brucia i carri di ferro, i carri di guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato tra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Questo è il nostro Dio, il Dio che noi abbiamo cantato, il Dio che abbiamo dichiarato. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Adesso noi canteremo questo, che qualcosa di sovrannaturale sta per succedere, perché non perché noi stiamo cantando, ma perché Dio è in questo luogo e Dio lo può fare. Dio può guarire, Dio può restaurare, Dio può rinnovare, Dio può salvare. Questo è il nostro Dio. Dio fa cessare le guerre fino all'estremità del mondo. Cos'è che Dio non può fare per te? Il sovrannaturale di Dio vuole succedere oggi, non domani, ma la settimana prossima. Ma Lui vuole che tu senta questa presenza viva dentro di te. E se tu hai bisogno di una guarigione, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, è qui questa sera. Noi possiamo dichiarare questo, che noi sentiamo la sua presenza in mezzo a noi.
Que qualcosa de novo está levando. Qualcosa de sobrenatural está levando. Qualcosa que Dio ha per te está levando. E se tu credi, tu hai fede oggi, tu uscirai da qua con la tua benedizione, con la tua guerra vinta, perché Lui fa cessare le guerre. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose Disse il sopra. Ancora una volta dichiari questo con fede. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando. Inizia il soprannaturale. Adonai si manifesterà. Ancora una volta noi dichiariamo il nome di Dio.
se manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo adori, se lo adori, se lo chiami, se lo cerchi. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Jireh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Yahweh. Si manifesterà em nome de Jesus. Yahweh se manifesterá. Jireh se manifesterá. Rafa se manifesterá. Se manifesterá. Yahweh se manifesterá. Jireh se manifesterá. Rafa se manifesterá. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifesterà. Metti la mano nel tuo cuore in questo momento. Padre, noi chiediamo per guarigione questa sera, Signore. Padre, io so che c'è qualcuno che ha bisogno di guarigione questa sera, Padre. Spirito Santo, vieni questa sera e porta guarigione. Spirito Santo, per quelle mamme che stanno chiedendo trasformazioni, per quelle famiglie che stanno chiedendo trasformazioni, Padre, io ti chiedo, Signore, questa sera vieni e porta trasformazioni. Spirito Santo, per quelle persone, Signore, che stanno chiedendo restaurazione, Padre, io so che tu puoi fare, tu puoi cessare le guerre. Tu puoi cessare le guerre, tu puoi smuovere i monti e noi ti stiamo chiamando questa sera. Se lo chiami, lui si manifesterà. Padre, manifesta nella nostra vita, manifesta nella nostra famiglia, manifesta nella nostra casa, manifesta, Signore, portando guarigione, aprendo porta dove porta non ci sono, Signore, cambiando quello che deve essere cambiato. Padre, tu sei un Dio di provvigione, tu porti cose da dove non ci sono, tu apri porte dove porte non ci sono, e noi dichiariamo questo questa sera, Padre, che Yahweh si manifesterà. Se noi lo cerchiamo, se noi lo dichiariamo, noi dichiariamo questa sera, Padre, Yahweh, Rafa, Elohim e Shaddai si manifesterà. Cantiamo ancora una volta, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifesterá.
noi lo adoriamo. E tutte le difficoltà il nostro Dio le vincerà, noi lo adoriamo. Vittorioso è nella tempesta, sei il suo nome, il suo nome infallibile. I regni cambiano, ma Dio non cambia mai. Il suo nome immutabile. Vittorioso è nella tempesta, sei il suo nome infallibile. I regni cambiano, ma Dio non cambia mai. Il suo nome immutabile.
al di sopra di ogni altro nome. Il tuo nome è al di sopra di ogni altro nome. Il tuo nome è al di sopra di ogni altro nome. Il tuo nome è al di sopra di ogni altro nome. Il tuo nome è al di sopra di ogni altro nome. Di ogni circostanza, di ogni cosa. Il tuo nome è al di sopra, al di sopra. Mosè gli chiese: come ti chiami? Tu mi mandi a liberare un popolo, ma io non so come ti chiami. Mosè davanti a Dio chiede: chi mi manda? Chi sei tu? Tu sei un altro qualsiasi. Tu sei un Dio qualsiasi. Io trovo un Dio qualsiasi dovunque in questa terra. Chi sei tu? Chi mi manda? Cerca. Chi sei tu? Chi mi manda? E Dio rispose a Mosè: io sono colui che sono. Io sono colui che sarò. Io sarò quello che hai bisogno, in poche parole. Ma Dio non cambia mai. Non è Lui che si allontana, siamo noi. Non è Lui che dice di no, noi non sappiamo chiedere come conviene. E se Lui dice di no è perché noi non lo sappiamo come chiedere. E tu puoi chiedere questa sera: ma allora come faccio se io so che Lui è io sono, ma io non lo vedo? Io leggo nelle scritture, io non so il suo vero nome. E Lui dice: io ti manderò Gesù Cristo, un nome al di sopra di ogni altro nome, di ogni circostanza, di ogni problema. Santo, santo, santo è il Signore. Santo, santo, santo è il Signore. Yahweh, io sono.
Gesù Cristo crocifisso. E quando Lui se ne va, Lui dice: io non vi lascerò soli. Quando Lui se ne va, Lui dice: io non vi lascerò soli. Io lascerò un altro, ma come me. Che non sarà più con te. Non sarò più con te come Gesù Cristo. Io non camminerò più con te, intorno a te. Che era già qualcosa di grande, ma Lui dice: io non starò più con te, intorno a te, ma io ti lascerò lo Spirito Santo che sarà in te, sarà dentro di te. Io sono è dentro di te, tramite lo Spirito Santo. Dovunque tu ti trovi, tu sei la Chiesa di Cristo. Dovunque tu ti trovi, tu sei la Chiesa di Cristo. Dovunque tu ti trovi, tu puoi alzare le tue mani e dire: io sono, è qui con me, è in me, e non c'è un tuono, non c'è tempesta che lo può fermare. Non c'è niente di così difficile che Lui non possa fare, come dice Signore. Cantiamo insieme, dichiariamo: chi venga al cielo, Dio come un tuono impetuoso, grandioso. Lo Spirito Santo si manifesta in noi. Io credo che noi potremo già uscire questa sera da qua e tornare a casa ripieni della presenza dello Spirito. Io credo, anzi io so che in questo tempo di lode qualcuno è già stato curato da qualche malattia. Io ho certezza che lo Spirito Santo ha già operato nel cuore, nell'anima e nel corpo di qualcuno. Ma la cosa migliore è poterci rallegrare di questa presenza, è poterci riempire di questa presenza. E voglio chiederti di fare un grande applauso al nostro Dio immutabile, al nostro Dio invisibile ma reale, colui che regna sulla nostra vita. Gloria a Dio per tutto quello che ha fatto fino a questo momento. E io voglio chiederti adesso se
se puoi continuare ad adorare il Signore con le tue decime, con le tue offerte. Facciamo in questo momento una preghiera per le decime, per le offerte. Tu che hai portato la tua offerta, sei benvenuto a portarla nella casa del Signore. Se vuoi offrire con il POS, là dietro ci sarà la nostra sorella Dieula ad aiutarti, ci sono le buste di missioni, se vuoi fare un'offerta missionaria. Quello che Gesù ti chiede attraverso la sua parola è che tu possa offrire con il cuore, non per forza, non per obbligo, non perché è una cosa che bisogna fare un'offerta in chiesa, non perché è una cosa che è prevista nella Bibbia, decimare, ma perché tu possa farlo con il cuore. Gesù ama un donatore gioioso. Quando noi vediamo che quell'episodio della vedova che dà quella piccola offerta, ma Gesù dice che lei ha dato più di tutti gli altri. La Bibbia ci dice che Gesù non stava guardando quanto le persone mettevano nella cassa delle offerte, ma come le persone mettevano nella cassa delle offerte. E Gesù ha visto come quella donna, quella vedova, ha dato la sua offerta, per quanto potesse essere piccola in confronto a quella degli altri. E ha detto, lei ha dato più di ogni altro per come ha dato la sua offerta, perché lei aveva offertato con il cuore. Gesù ama un donatore gioioso, e tu che hai gioia nel poter portare la tua offerta nella casa del Signore per il mantenimento di quest'opera, affinché attraverso questa chiesa il regno di Dio possa avanzare e prosperare a Verona e oltre, se questa è la volontà di Dio, in questo momento sei benvenuto a portarla. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che ci hai fatto vivere fino a questo momento, e adesso noi vogliamo continuare ad adorarti attraverso le nostre decime, le nostre offerte, le nostre primizie, ciò che tu hai messo di meglio nel nostro cuore da portare a te, come un'adorazione che oggi noi consegniamo a te. Signore, noi non siamo attaccati al denaro, non siamo amanti del denaro, siamo amanti solo di te, è a te che vogliamo consegnare il nostro meglio. Per questo, Dio, io ti chiedo di benedire queste offerte, e attraverso di queste ti chiedo di benedire quest'opera, questa chiesa e ogni famiglia qua presente e rappresentata. Ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Amen. Possiamo spegnere le luci. Vi chiedo scusa se sto qua, soltanto per non continuare a fare avanti e indietro. Chiedo ai ragazzi della Lode se vogliono scendere, che domenica, come ben sapete, abbiamo celebrato i battesimi di 7 persone, 7 nostri fratelli, sorelle, hanno consegnato ufficialmente la loro vita a Gesù attraverso il battesimo nelle acque, e volevamo, per chi non c'era, condividere con voi un po' di questa meravigliosa giornata attraverso un breve video. Amen. Gloria a Dio per questa giornata, soprattutto per le vite di queste persone che hanno deciso di consegnare la loro vita a Gesù. Voglio darvi solo un paio di avvisi prima di passare al momento della parola.
Quali sono gli avvisi? Corso seguitemi. Grazie mille. Corso seguitemi. Comincerà, abbiamo una data per iniziare il corso. Sarà non questo giovedì, ma è il prossimo, quindi tra 2 giovedì. Grazie Alberto. Inizieremo il corso Seguitemi per tutti coloro che vogliono intraprendere la vita ministeriale, cominciare una camminata rispondendo alla chiamata di Dio qua nella nostra chiesa, servendo come operai. Quindi tu che vuoi iniziare a fare questo, devi passare dal corso Seguitemi, un corso che è interamente su Zoom, interamente gratuito, sono 9 lezioni in cui parliamo un po' di alcuni aspetti dottrinali della nostra Chiesa, un po' la visione della Chiesa, alcuni elementi teologici, ma veramente pochi, fondamentali. La cosa più importante di cui si parla è come vogliamo lavorare, grazie mille, all'interno dell'opera di Dio qua oggi in questa Chiesa, in questa città. Quindi tu che vuoi fare questo, partecipa al corso Seguitemi. Per iscriverti basta accedere al link che c'è sul gruppo WhatsApp della nostra Chiesa, che ancora metteremo prima dell'inizio del corso. Un altro avviso che volevamo dare, non lo diamo sempre perché ormai è una routine della nostra Chiesa, ma volevamo farvi sapere, per chi non lo sapesse, che noi dalle 7:30 fino alle 8, l'orario in cui inizia il culto, abbiamo un momento molto speciale che è la sala di intercessione. Sono 30 minuti in cui chi vuole, veramente chi vuole, maschi, femmine, bambini, adulti, chi ha questo cuore per l'intercessione, ha questo desiderio, può ritrovarsi lì nella sala pastorale. Troverete altri fratelli, altre sorelle che saranno in preghiera insieme a voi, e insieme fare questo momento per intercedere prima di tutto per il culto che sta per cominciare, ma anche per altri oggetti di preghiera di volta in volta. Quindi tu che hai questo desiderio di partecipare a questa sala di intercessione, sai che alle 7:30, tu che sei una persona che ti piace pregare, sai che alle 7:30 c'è questo momento insieme e sei benvenuta a partecipare. Amen. Crediamo nella preghiera come un'arma che noi possiamo usare nel mondo spirituale. Penso che già molti di voi, se non tutti voi, hanno visto preghiere risposte da Dio, e noi sappiamo che l'intercessione prima del culto può fare la differenza tra un culto in cui lo Spirito Santo si manifesta e si manifesta potentemente, o un culto che non passa ad essere un culto come tanti. È stato bello questa settimana, abbiamo avuto i culti in casa. Io sono andato a partecipare questa settimana a Ponte di Gioia, il nostro culto a Saval, da Anderson, da Grace, e mercoledì sera c'è stata quella grandinata, no? Che probabilmente avete visto tutti quanti. Io sono arrivato nel parcheggio vicino a casa loro, che aveva appena iniziato a grandinare, e non potevo muovermi dalla macchina, ero in macchina io con i miei figli Benjamin e Liam, e prima ha cominciato quella grandine un po' più piccola, no? Poi a un certo punto ha cominciato quella grandine grossa così, non so dalle vostre parti com'era, ma a casa loro era veramente grande. E Benjamin e Liam erano preoccupati dentro la macchina, no? Ovviamente c'era questa grandine, erano forti le botte sulla macchina, anch'io ero un po' preoccupato sinceramente. E allora io ho detto ai bambini, dai, preghiamo. E abbiamo fatto una preghiera molto semplice, no? Una preghiera di fede proprio. Signore Gesù, proteggi la macchina, proteggi noi, una preghiera breve, ma una preghiera sincera. Appena abbiamo detto in nome di Gesù, amen, in quel preciso istante ha smesso di grandinare. È stato Liam, no? Liam è mio figlio piccolo, perché non lo sapesse, che mi ha guardato, ma ha smesso di grandinare, non ci credeva, no? Sembrava una magia secondo lui, sembrava una cosa impossibile, no? E ho detto, grazie a Dio Signore che hai fatto smettere proprio sulla me, no? Perché adesso per le prossime preghiere dovrai sempre rispondere, ho pensato, se no dovrai giustificarti te con mio figlio. Ma noi crediamo che la preghiera possa veramente
fare questa differenza e abbia questo impatto nella nostra vita terrena quanto nella nostra vita spirituale. Quindi tu che hai questo cuore per la preghiera, sei benvenuto e tutta la Chiesa sarà felice se anche tu parteciperai dalle 7:30 alle 8 alla nostra sala di intercessione. Amen? Amen? Amen. Bene, dai, passiamo al momento della parola. Signore Gesù, abbiamo appena dichiarato, Signore, quanto è importante la preghiera nelle nostre vite e per questo, Signore, in questo momento intercediamo a Te affinché per mezzo della Tua parola Tu possa compiere un'azione sovrannaturale di trasformazione, di cambiamento di intendimento, di cambiamento di vita nel cuore di ognuno di noi. Benedici, Signore, la Tua Chiesa per mezzo della Tua parola, che non sia io a parlare, perché io non posso portare niente al Tuo popolo, ma Tu per il Tuo popolo hai pensieri di pace per darci una speranza, per darci un avvenire, Signore, che Tu possa quindi compiere la Tua volontà in mezzo a noi questa sera attraverso la Tua parola. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Bene. Voglio chiedervi di aprire le vostre Bibbie nel libro di Giobbe, al capitolo 6. Voglio portare oggi una parola che ho già predicato in passato, anche se l'ho un po' cambiata in giornata, ma il tema resta sempre quello. E per introdurre il tema della predicazione di oggi voglio leggere alcuni versetti dal libro di Giobbe. Sono soltanto versetti di introduzione, poi ci baseremo su un altro testo, ma è giusto proprio per andare a fare un'introduzione del tema della parola di oggi. Il libro di Giobbe è un libro abbastanza conosciuto, lo consiglio a tutti per una buona lettura leggera, diciamo, prima di addormentarsi. Il libro di Giobbe parla di questo uomo integro, retto, un uomo perfetto davanti a Dio, un uomo che, pensate, non cercava neanche di combattere il peccato, lui fuggiva il peccato direttamente, scappava, se era in tentazione scappava via, non cercava di combattere il peccato, la tentazione. Lui voleva essere perfetto davanti a Dio e era veramente perfetto davanti a Dio, così perfetto che un giorno Dio è lì in cielo insieme a tutti i suoi angeli, no? E arriva Satana alla sua presenza e Dio gli dice a Satana: Satana, da dove vieni? Satana risponde: ma vengo da vagare, no? Su e giù dalla terra. E Dio allora gli dice: ah, ma allora se vieni dalla terra sicuramente avrai già visto Giobbe, no? Questo mio figlio. Hai visto com'è integro, hai visto com'è retto, hai visto come fugge al male, fugge al peccato, no? Hai visto com'è perfetto in tutte le sue vie, è perfetto davanti a me. E Satana dice: sì, certo, ho visto Giobbe, ho visto quanto è bravo, quanto è retto, quanto è integro, ma tu hai dato a Giobbe tutto quello che si può desiderare. E infatti la Bibbia ci dice che Giobbe era il più ricco della zona in cui abitava, aveva una famiglia bellissima, 10 figli, aveva tutto quello che si può desiderare. E Satana gli dice: Dio, hai dato a Giobbe tutto quello che una persona potrebbe desiderare, una bella famiglia, una bella casa, ricchezza, eccetera, eccetera. Lascia che io tocchi nella vita di Giobbe e vediamo se lui continua a essere così bravo, bello, intelligente e tutto il resto, no? E Dio allora accetta questa sfida, diciamo così. E Satana comincia a toccare nella vita di Giobbe. Da un giorno all'altro Giobbe perde tutto quello che aveva, perde tutti i suoi averi, le sue ricchezze, i suoi figli muoiono tutti quanti in un solo giorno, sua moglie lo abbandona, finché Satana non tocca anche nel fisico di Giobbe. E Giobbe si ritrova pieno di ulcere maligne, molto ammalato, sta quasi per morire, no? Non muore soltanto perché è all'interno di questa prova, ma ormai non gli resta più niente, ha perso qualsiasi cosa. E succede, no? nel corso del libro di Giobbe che arrivano questi 3 amici di Giobbe, molto simpatici, se poi andrete a leggere il libro scoprirete il perché, che cominciano ad accusare Giobbe di ogni cosa, no? Di questi mali che aveva lui.
E Giobbe però, poverino, lui non era in peccato, lui veramente è sempre stato integro, retto, è sempre stato una brava persona, soltanto che era nella prova, no? E a un certo punto, quando c'è un suo amico Elifaz, anche lui gli dà delle parole, gli dice: ah, tu hai seminato male, adesso stai raccogliendo quello che hai seminato, insomma, comincia a fargli tutte queste accusazioni anche lui. Giobbe a un certo punto si stufa, no? Di tutte queste riprensioni dei suoi amici, no? Tra virgolette, e risponde così. Leggerò alcuni versetti qua, potete seguire dal proiettore. Ma i fratelli miei si sono mostrati infidi come un torrente, come l'acqua di torrenti che passa. Tali siete divenuti voi per me. Vedete uno che fa orrore e vi prende la paura. Vi ho forse detto: datemi qualcosa, oppure con i vostri beni fate un dono a mio favore, oppure liberatemi dalla stretta del nemico, oppure scampatemi dalla mano dei prepotenti. Ammaestratemi e io resterò in silenzio. Fatemi capire dov'è che ho sbagliato. Quanto sono efficaci le parole giuste, ma la vostra riprensione a me che cosa vale? Qua praticamente Giobbe arriva alla fine di questo discorso del suo amico, no? E gli dice: le parole giuste sono valide, fanno bene, le correzioni giuste fanno bene, ma le vostre parole, quello che voi mi state dicendo, queste riprensioni, non valgono niente. Penso che sia abbastanza chiaro quello che Giobbe sta dicendo in questo testo, no? Ma c'è un'illustrazione che ho già raccontato in passato e che secondo me è molto riesce a farci capire ancora meglio questo discorso di Giobbe. Ve la ripropongo, qualcuno di voi l'avrà già sentita. C'è questo paracadutista che si butta dall'aereo, soltanto che buttandosi dall'aereo quel suo paracadute rimane incastrato in un albero, no? E a un certo punto c'è un sentiero, lì per il sentiero sta passando un uomo vestito bene in giacca e cravatta, con la Bibbia sotto braccio, no? E arriva lì sotto l'albero e il paracadutista lo chiama: sono qua, mi puoi aiutare per piacere? E l'uomo, no, arriva lì con la sua Bibbia, no, tutto bravissimo, tiratissimo, no? E gli dice: ah, sì, vengo subito, ma tu sei un paracadutista? Sì, cioè, sono un paracadutista, c'ho il paracadute qua incastrato sull'albero con me. Sì, sono un paracadutista, però potresti aiutarmi per piacere che sono incastrato? Sì, vengo. Ma ti sei appena lanciato da questo aereo che è appena passato qua sopra? Sì, sono proprio io, mi sono lanciato, però ho bisogno, potresti aiutarmi? Ma tu sei un militare, vedo la divisa da militare. Sì, ho la divisa, sono un militare, ma puoi aiutarmi per piacere? Sì, ma posso farti una domanda? Ma tu sei un cristiano? Sì, sono un cristiano. Da cosa lo riconosci? Dalla cravatta? Dalla Bibbia sotto braccio? No, lo riconosco perché tu mi stai dicendo un sacco di verità che però a me non servono a niente. E questo, fratelli, no, è un po' un problema, è un po' un male di tanti noi cristiani oggi, perché molti cristiani oggi conoscono la parola, conoscono la verità che ci rende liberi. Molti cristiani conoscono la legge di Cristo, molti cristiani sanno distinguere tra il bene e il male. Però molti cristiani, nonostante sanno tutte queste verità, non fanno niente per portare persone a Cristo. Non fanno niente per portare il bene intorno a sé. Usano queste grandi verità che sanno per puntare i problemi nella vita delle persone. Diciamo: questo qua sta peccando. Discerno il male, discernisco, non so come si dice in italiano. Capisco il male nella vita di questa persona, ma nonostante riusciamo a capire tutto questo, non facciamo niente per andare a dare una soluzione a questa persona. Ho fatto tutta questa introduzione soltanto per introdurre il titolo, che probabilmente da 10 minuti è già dietro di me. Grazie mille dello spoiler, affinché oggi possiamo imparare a essere cristiani, persone
di soluzioni e non persone di problemi. Voglio leggere il testo che ci può un po' meglio accompagnare nel Vangelo di Marco, il capitolo 5. È un testo abbastanza conosciuto, un episodio della vita di Gesù. Leggerò alcuni versetti per non leggerlo interamente. Marco 5, dal 22 dice così: e uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, venne e vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. Ma mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è già morta, perché incomodi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quello che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una grande confusione e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise fuori tutti, prese con sé il padre, la madre della bambina, quelli che erano con lui, entrò là dove era la bambina e presala per mano le disse: Talita cum, che tradotto vuol dire: ragazza, ti dico, alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava perché aveva 12 anni e furono subito presi da grande stupore. Amen. Qua è un episodio della vita di Gesù abbastanza conosciuto. Non ho letto dei versetti che sono in mezzo a questo episodio, sono i versetti della donna dal flusso di sangue, no? In questa storia Gesù ha avuto una piccola fermata. Jairo è andato da lui a pregarlo di venire a curare sua figlia, ma è arrivata questa donna con un flusso di sangue da molti anni che ha toccato la sua veste. Gesù ha fatto questa guarigione miracolosa. Poi quando sono ripartiti per andare alla casa di Jairo, è venuto incontro a lui questo servo della casa dicendo: non serve che incomodi Gesù, tua figlia è già morta. E Jairo sarà stato sicuramente un po' turbato da questo, ma Gesù gli ha detto: no, soltanto abbi fede, andiamo là. Vanno alla casa e, come abbiamo visto, trovano queste persone in cordoglio che piangevano per la morte della bambina, e Gesù ha detto: no, sta soltanto dormendo, fatemi andare da lei. Queste persone cominciano a prendere in giro, no? Quasi Gesù, ridevano di lui, ma Gesù va dalla bambina e guarisce la bambina o resuscita questa bambina che era morta. E in questo testo noi possiamo distinguere almeno 3 soggetti, no? 3 persone o 3 gruppi di persone. Il primo soggetto che noi vediamo in questo testo è la bambina che è morta. E questa bambina ci parla di una persona o questo gruppo di persone che hanno effettivamente un problema. La bambina era morta, aveva un problema parecchio grande, no? Non voglio soffermarmi più di tanto di parlare di persone che hanno un problema, ma all'interno di questo testo c'è questa persona che aveva effettivamente un problema. Qua la bambina era morta. Troviamo altri testi nella Bibbia in cui ci sono persone con altri problemi. Una volta Gesù guarisce un uomo cieco, ad esempio, no? La persona cieca era una persona che aveva un problema, e così come lei aveva un problema, Bartimeo, il cieco, aveva un problema. Ognuno di noi passa per problemi, no? Stavo parlando la settimana scorsa, 2 settimane fa, con dei fratelli, stavo dicendo: avere un problema non è un problema, perché tutti quanti noi abbiamo problemi in tante aree, in tanti ambiti della nostra vita. C'è chi tra noi può avere un problema fisico, c'è chi tra noi può avere un problema finanziario, c'è chi tra noi può avere un problema emotivo, un problema di relazionamento, un problema familiare, problemi con la giustizia, problemi con la burocrazia, problemi di ogni tipo. Problemi sono una cosa che accomuna tutti quanti noi, no? Tutti noi in qualche modo abbiamo dei problemi spirituali. Avere un problema non è un problema.
Il problema, semmai, è non voler risolvere questo problema. Se tu hai un problema, non è un problema. Se tu non vuoi cercare di risolvere il problema, di trovare una soluzione a questo problema, lì sorge il problema. Ma come ho detto, non voglio soffermarmi più di tanto sulle persone che effettivamente hanno un problema. C'è un secondo gruppo di persone su cui voglio soffermarmi un po' di più, e sono quelle persone all'interno del testo che noi ad esempio troviamo andare incontro a Jairo e dire a Jairo: Jairo, non serve che fai venire Gesù, perché tua figlia è già morta. O quelle persone che sono dentro la casa e che quando Gesù arriva per curare, no, sono lì che piangono e la bambina è già morta, non c'è niente da fare. E quando Gesù dice: no, vado io a resuscitarla, ma no, vuoi resuscitarla, ma non si può fare niente, è già morta. Questo gruppo di persone sono le persone che puntano ai problemi, sono le persone che mostrano il problema. Sono come quel cristiano di quella storia di prima che sapeva tante verità, ma verità che non portavano a niente. Sono come quegli amici di Giobbe che riprendono Giobbe, che gli dicono tante verità, ma che alla fine non gli davano parole che potevano edificare la sua vita. Tanto che Giobbe gli dice: le vostre parole a cosa mi servono? Queste sono le persone di questo secondo gruppo. Sono persone che puntano ai problemi, e noi cristiani molto spesso facciamo parte di questo secondo gruppo, perché come ho detto noi conosciamo la parola, noi conosciamo la via, noi conosciamo quello che Gesù ci ha insegnato, siamo stati istruiti alcuni fin da bambini, sappiamo discernere tra il bene e il male, ma non riusciamo a fare niente o non facciamo niente per portare persone sulla via giusta, se non puntare il dito verso il problema di queste persone. Ma sapete una cosa? Molte volte le persone verso le quali puntiamo il dito, loro già conoscono il loro problema. Io ho perso il conto delle volte che in questi 5 anni è venuto qualcuno da me a dirmi: pastore, qua in chiesa c'è un problema, dobbiamo fare un bagno in più. Sì, grazie dell'informazione. Certe volte mi veniva da rispondere così, non me ne ero accorto, no, perché non sono qua da 5 anni, però poi mi ricordo che sono cristiano e poi mi ricordo che sono pastore anche, allora non rispondo così, faccio finta che è vero, dobbiamo fare un bagno in più. O quando qualcuno mi dice: c'è troppo caldo qua in estate. Sì, grazie dell'informazione. E in inverno c'è freddo, no, aggiungo io, penso per compensare. Tante volte noi puntiamo verso problemi che le persone hanno, che le chiese hanno, che qualsiasi cosa hanno, ma le persone già sanno che hanno questo problema. Non c'è bisogno che noi andiamo a dire a loro una verità che poi non gli servirà a niente. E può anche essere che le persone non sanno il problema che hanno effettivamente, no? Perché ad esempio se noi andiamo là fuori dove ci sono le persone del mondo e andiamo a dirgli: tu hai un problema, non hai Gesù nella tua vita, tu andrai all'inferno, tu brucerai per l'eternità in uno stagno di fuoco e zolfo, forse queste persone non sanno questa verità, che è una verità, sicuramente è una verità, ma che cosa gli importa a loro sapere di questa cosa? Niente. Anzi, quello che noi probabilmente creeremo in loro sarà soltanto più odio verso la Chiesa, verso la religione, verso Gesù stesso. Io mi ricordo che avevo alle superiori una compagna, io a quel tempo non ero cristiano e non sapevo assolutamente che cosa fosse la religione evangelica, e avevo una compagna di classe che era evangelica, era figlia di pastore. Mi sono scusato con lei poi negli anni, ma lei veniva da me e mi diceva: la mia religione è meglio della tua, essere evangelico è meglio che essere cattolico. Io: va bene. Questa cosa che lei mi diceva causava soltanto più rabbia dentro di me, no? Io da buon veronese ne approfittavo per dirgliene di tutti i colori quando lei mi diceva queste cose qua.
come ho detto, poi negli anni mi sono scusato del mio comportamento. Però quando noi andiamo a mostrare una verità che noi sappiamo, biblica, alle persone, che magari loro non la sanno, la maggior parte delle volte già la sanno, ma anche se non la sanno, quello che noi causeremo in loro non sarà un ravvedimento istantaneo, una conversione istantanea. Molto spesso quello che noi causiamo nelle persone è odio, è rabbia, è rifiuto di qualsiasi cosa che noi stiamo portando ai loro occhi, se noi ci limitiamo a puntare il dito. E poi molto più semplicemente noi come cristiani veramente abbiamo l'autorità di puntare il dito verso i problemi delle persone. Veramente tu pensi di avere l'autorità di puntare il dito verso il problema, verso quello che una persona sta vivendo, verso il peccato che una persona sta vivendo? È una domanda, però è vero, Gesù ci ha dato autorità. Gesù ci ha dato autorità sui demoni addirittura, no? Ci ha dato autorità per fare tante cose. Però vi ricordate, c'è un passo nella Bibbia, in Atti degli Apostoli, in cui ci sono degli esorcisti cristiani che credevano, che conoscevano la verità, che avevano l'autorità di Gesù. Sono andati per espellere un demone e il demone gli dice: ma io Gesù che tu predichi lo conosco, è Paolo che tu segui, io lo conosco, ma a te io non ti conosco, gli dice il demone a questi esorcisti. La Bibbia ci dice che questo demone prende questi esorcisti, li picchia e li manda via. No, pensate, ma come? Ma Gesù non ci ha dato l'autorità sui demoni, allora com'è che questi qua non sono riusciti a scacciarli? Tante volte, sapete, questo si può un po' secondo me anche ricollegare a quello che abbiamo letto all'inizio, la storia di Giobbe. Pensate, Dio parlava di Giobbe davanti ai demoni e gli diceva davanti a Satana: guarda Giobbe come integro, guarda Giobbe come è retto, guarda Giobbe come fugge il male. E Giobbe, io penso che fosse una persona che aveva l'autorità di Dio, perché lui viveva questa autorità, lui viveva quello che poteva predicare. Oggi noi non possiamo predicare ciò che non abbiamo l'autorità di predicare, perché se noi non viviamo quello che la parola ci insegna, come possiamo predicarlo? Se noi non viviamo quello che la parola ci insegna, come possiamo avere autorità? Probabilmente questi due esorcisti non avevano autorità di scacciare quei demoni, perché non vivevano quello che Gesù voleva che vivessero, quello che la parola insegna di vivere. Non vivevano l'autorità nella loro vita, no? Quindi allo stesso modo noi possiamo veramente puntare il dito verso il peccato delle persone, verso le persone. Come stiamo vivendo noi, prima di tutto? Gesù dice: perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo amico, ma non riesci a vedere la trave che c'è nel tuo? Togli prima la trave dal tuo occhio per poter vedere bene la pagliuzza negli occhi del tuo amico e poter togliere anche la sua. Qua Gesù non sta dicendo che il tuo amico non ha un problema, ha un problema, tutti quanti noi abbiamo un problema. Gesù sta dicendo: per poter aiutare l'altro, per poter avere autorità nella vita dell'altro, per poter avere autorità di, in caso, puntare il dito verso il problema dell'altro, prima di tutto devi avere una tua vita sistemata. Per questo dico, noi possiamo avere l'autorità di puntare il dito negli occhi degli altri. La nostra vita davanti a Gesù è sistemata. Noi abbiamo la morale per riprendere gli altri, oppure no? Se noi vogliamo essere persone non di problemi, prima di tutto dobbiamo avere una vita che possa essere esempio per gli altri. Se noi non siamo in grado di togliere il peccato dal nostro occhio, di togliere il problema, il difetto dal nostro occhio, non riusciremo neanche a farlo nella vita del nostro fratello, della nostra sorella. C'è
C'è un testo nella Bibbia che ci parla molto bene di questo secondo gruppo di persone che guardano i problemi, e sono persone che causano molto male al popolo di Dio, perché chi guarda ai problemi genera sconforto, chi punta ai problemi delle persone genera sconforto, genera mormorazione, genera incredulità e genera morte. Il testo è un testo nel libro dei Numeri, in cui il popolo di Israele sta per entrare nella terra promessa e Mosè decide di mandare 12 esploratori all'interno della terra promessa per vedere com'era effettivamente la terra. E dice: andate là, vedete com'è la terra, vedete come sono le città, vedete com'è il frutto di questa terra. Di questi 12 esploratori, 10 tornano indietro dicendo: Mosè, guarda, la terra è molto buona, i frutti sono deliziosi, è proprio tutto come era stato descritto, tutto come era stato promesso, però in questa terra le città sono fortificate, in questa terra vivono i figli di Anak, giganti, veramente giganti, no? Metri e metri e metri. No, noi non riusciremo mai ad entrare lì dentro. È meglio che non entriamo in questa terra promessa. Quando questi 10 esploratori portano questa relazione di com'era la terra promessa, succede che il popolo di Israele comincia a essere in sconforto e comincia a mormorare. Il profeta Geremia ci dice che se il popolo di Israele non è entrato nella terra promessa è perché invece di andare avanti è tornato indietro. E infatti le persone hanno cominciato a mormorare, hanno detto: ma mandiamo via questo Mosè, facciamoci un nuovo capo e torniamo in Egitto, torniamo indietro. E questa mormorazione ha portato all'incredulità delle persone. In Ebrei al capitolo 3 c'è scritto che il popolo di Israele ha peregrinato per 40 anni nel deserto a causa della sua incredulità, perché non credevano più nel Dio che poteva condurli all'interno della terra promessa, che poteva sconfiggere questi giganti, che poteva farli conquistare queste città. E questi 40 anni nel deserto hanno causato la morte di tutta quella generazione. Le persone che puntano ai problemi forse non sono quelle persone problematiche, no? Potremmo dire noi: no, io ho un problema, tu che punti al mio problema, non sei tu a avere un problema, ma tu puoi causare problemi intorno a te. E noi come cristiani non possiamo essere coloro che causano i problemi. Noi come cristiani non possiamo essere coloro che creano mormorazione. Noi come cristiani non possiamo essere coloro che diffondono l'incredulità. Noi come cristiani non possiamo essere coloro che portano morte intorno a noi. Chi punta, chi si limita a puntare ai problemi, anche se lo fa con le migliori intenzioni, perché conosce la verità, conosce la Bibbia, quello che genererà intorno a sé sarà sconforto, sarà mormorazione, sarà incredulità, sarà morte. Allora c'è un ultimo soggetto all'interno della storia che abbiamo letto prima. Questo soggetto è Jairo. Jairo all'interno di questa storia era il padre, sì, della bambina, ma è interessante che Jairo vede lo stesso problema di tutte quelle altre persone. Anche lui sa che sua figlia è gravemente malata, anche lui viene a sapere che sua figlia è morta, ma invece di piangere, di lamentarsi, invece di fermare tutto, no? Perché non serve che vai a chiamare il maestro, tua figlia è già morta. Invece di fermare tutto, Jairo è l'unico che ha la fede per andare a cercare una soluzione al problema. E quello che va a cercare è Gesù. E noi dobbiamo essere come degli Jairo in questa generazione. Noi non dobbiamo essere coloro che puntano al problema. Noi dobbiamo essere risolutori di problemi in ogni ambito, sì, della nostra vita, nell'ambito del lavoro, della famiglia, della chiesa, in qualsiasi ambito materiale, spirituale. Mi ricordo che quando avevo predicato questa parola
più di un anno fa. Era appena successo che avevamo fatto, io insieme ad alcuni uomini qua della chiesa, una pulizia qua nel parcheggio della chiesa. Avevamo tirato via tutta la sporcizia, tutte le foglie che c'erano in giro, tutto quello che c'era, cartine, cartacee, c'erano diverse, ce ne sono ancora, adesso sono ricresciute delle erbette, no? che crescevano fuori nel parcheggio in mezzo al cemento, no? E poi anche al di fuori del cancello, sotto la siepe, c'erano tutte erbe. E allora abbiamo pensato a un certo punto, ma ci metteremo troppo a fare tutto questo lavoro? Avevamo soltanto 2 o 3 scope, una paletta, no? Come faremo? No, problema. A un certo punto un fratello, Edilson, lo nominerò questa volta, ha lasciato tutto, ha preso la macchina, è partito, è sparito per 10 minuti, non sapevamo più dove fosse andato. Quando è tornato con una pala e una zappa, che sono ancora da qualche parte qua in chiesa. È tornato con una pala e una zappa, ha detto, non si può lavorare così, serve una soluzione a questo problema. E abbiamo cominciato con la pala e la zappa, nel giro di poco tempo siamo riusciti a fare tutto il lavoro. In quella giornata abbiamo avuto un esempio di una persona non di problema, perché il problema era davanti agli occhi di tutti, una persona di soluzione, una persona che ha portato una soluzione a un problema che avevamo. Ovviamente ciò di cui voglio parlarvi oggi non è soltanto una soluzione a livello materiale di quello che può succedere. Certo, è buono che noi siamo persone che risolvono problemi materiali nella nostra vita, nella nostra famiglia e nei posti che frequentiamo, ma i problemi più importanti che noi dobbiamo risolvere sono i problemi spirituali, e la soluzione ai problemi spirituali è quella che Jairo ha portato. Per noi potremmo pensare a Gesù come il quarto soggetto della storia che abbiamo letto, ma Gesù non è solo e semplicemente il quarto soggetto, Gesù è la soluzione nella storia che abbiamo letto. E così come in questa storia Gesù è la soluzione per la nostra vita, è la soluzione per la vita di tutti quanti. Eravamo con Luciano, con Daisy qualche settimana fa, stavamo parlando, non mi ricordo di cosa. A un certo punto Daisy, mi ricordo, ha detto è difficile la vita per noi, ma pensa a quelli che non hanno Gesù, per loro deve essere ancora più difficile, non so come facciano a vivere, perché Gesù è la soluzione per tutti i nostri problemi. Gesù è colui che di se stesso dice: io sono il pane di vita eterna e chiunque ha fame può andare a mangiare da Lui. Gesù è colui che si presenta come l'acqua che disseta coloro che hanno sete di giustizia. Gesù è il pastore che si prende cura delle nostre vite. Gesù è la via per chi ha bisogno di una direzione. Abbiamo dichiarato prima alcuni nomi di Dio: Geova, Nissi, Yahweh, Ireh, il Dio che provvede. Gesù è questo, Gesù è colui che provvede a chi ha bisogno di provvidenza. Yahweh Rafa, il Dio che cura. Ho detto prima che sono sicuro che è avvenuta una guarigione questa sera. Ho detto, io so che è avvenuta una guarigione, fratelli, io non sono profeta. Non sono profeta per dire questo, non pensate che abbia fatto una di quelle profezie per dire là in mezzo a noi qualcuno è stato curato. Può essere, io credo che qualcuno di mezzo a noi, tra di voi, sia stato curato, ma la guarigione di cui parlavo non era vostra, era mia, no? Perché io da qualche giorno sto un po' male fisicamente, non voglio entrare nel particolare, ma ho perdite di sangue, a partire da ieri sera ho perdite di sangue. Ieri sera abbiamo avuto una visita, tra l'altro, a casa di alcuni fratelli qua della chiesa. Io ho cominciato ad avere queste perdite, erano verso le 6 di sera e infatti non sapevo più cosa fare, andiamo, non andiamo, con perdite abbastanza grosse di sangue. Ho fatto una doccia, mi sono un po' rattoppato con cerotti, carta igienica e tutto il resto per andare alla visita. L'unica mia speranza era: speriamo che questa famiglia a casa non abbia il divano bianco. Non
immaginate di che colore era il divano e neanche le sedie, tutto bianco. Paolo, mio Deus do céu, ma una casa meravigliosa, soltanto che io sono stato tutto il tempo seduto in una posizione sconfortevole perché avevo paura di lasciare segni di sangue in giro per la casa. Ma ho avuto perdite durante la sera, ho avuto perdite durante questa notte, questa mattina, prima di venire al culto, e stavo parlando di questo anche con un fratello prima, ma non riuscivo neanche a sedermi, sapete, faccio fatica a fare alcuni movimenti a causa di questa cosa qua che è venuta fuori. Sono andato in ospedale stamattina e finché prima stavamo lodando quella canzone, Yahweh, Rafa, Yahweh si manifesterà, ho cominciato a pregare perché io mi sono sentito veramente come Jairo in questo momento, no? Che Gesù gli ha detto non temere, soltanto abbi fede. E sapete, finché stavamo lodando, cosa ho pensato? Aspetta, è da ieri sera che continuo a perdere sangue incessantemente, e fino a questo momento ho parlato di questo con Andrea, ho parlato di questo con mio fratello che è tipo un dottore, sono andato in ospedale, ma ancora io non ho parlato di questo con Gesù. E sapete, quando noi tante volte predichiamo, abbi fede, predichiamo, dobbiamo avere fede, non dobbiamo essere increduli, io per primo, ma quante volte quando si tratta di noi, di avere fede per noi, per la nostra vita, è così difficile avere veramente fede. Quando esorti le altre persone ad avere fede, indipendentemente che sia da un pulpito, che sia in una conversazione con qualcuno, quando esorti qualcuno, tu credi veramente che Dio possa fare nella vita di quella persona. Quando però deve fare nella tua, quanto è difficile credere che tu sì sai che Dio può fare. Ma in quel momento lì io sapevo che Dio può fare, ho dichiarato nella mia vita e ho sentito veramente, un fluire dello Spirito Santo dentro di me, qualcosa di meraviglioso. Allora ho pensato, adesso vado in bagno e vedo, mi chiudo dentro e vedo se veramente è successo qualcosa. E subito nella mia mente, ma se poi non è successo? È difficile avere fede. Ma ho dichiarato ancora, ho pregato, Dio, credo veramente, ho sentito questo, sono andato in bagno, ho cominciato a vedere e non avevo più perdite di sangue. E il cestino del bagno è rotto, Paolo. Non sono stato io, però ti dico che il cestino è rotto. Non avevo più perdite di sangue. E questo mi sembrava già impossibile. Ma come ho detto, avevo altri problemi, non riuscivo a fare certi movimenti, non riuscivo a sedere. Oggi chi mi ha messo le calze è stato Benjamin, mio figlio, perché non riuscivo a mettermi le calze da solo. Potete chiedergli se non ci credete. Allora quando sono tornato dal bagno, sono venuto lì, Marcos mi ha guardato anche male, perché mi sono seduto sulla sedia durante la lode, no? Mi sono seduto e mi sono rialzato subito. Mi sono girato, c'era Marcos che mi guardava, cosa fa? Questo è impazzito. E volevo vedere se riuscivo a sedermi, perché non riuscivo a sedermi per entrare in macchina, mi sdraio, mi faccio una giravolta quasi per riuscire a sedermi in macchina, perché faccio fatica. E riuscivo a sedermi. E non lo so, non posso sapere se domani sarò ancora così, non posso saperlo. L'unica cosa che posso avere è fede, la stessa fede con cui Dio mi ha guarito oggi, la stessa fede con cui Gesù ha esortato Jairo, soltanto abbi fede, perché quello che serve a noi cristiani per riuscire a essere persone di soluzioni è fede, perché bisogna avere fede per portare Gesù nella vita degli altri, e la soluzione che noi abbiamo per questo mondo non è qualcosa che possiamo immaginare, qualcosa di difficile, qualcosa di strategico. La soluzione è Gesù. Gesù è la soluzione per ogni problema che noi possiamo avere. Gesù è la soluzione che Dio un giorno ha voluto darci per redimerci dal peccato e portarci a vivere la vita eterna. Lui è la soluzione. Se noi vogliamo essere persone di soluzione, quello che dobbiamo fare è cominciare a spargere questo Gesù in tutto il mondo. Voglio chiederti di alzarti in piedi. Abbiamo il gruppo
po' di lode qua. Tra i 12 che sono entrati nella terra promessa a fare questa esplorazione che Mosè aveva mandato, 10 sono ritornati con questa brutta relazione, no? Hanno detto sì, i frutti sono buoni, ma questa terra non è conquistabile. Ci sono i giganti, noi non possiamo vincerli. Le città sono fortificate, noi non possiamo conquistarle. Solo che tra i 12, 2, Giosuè e Caleb, sono tornati con un rapporto un po' diverso, e loro non avevano visto una terra diversa, sapete? Loro hanno visto la stessa terra degli altri 10, hanno visto come la terra era buona, ma così come gli altri 10 hanno visto che c'erano i giganti, hanno visto che c'era Gerico, hanno visto che c'erano città fortificate. Eppure, nonostante il problema fosse anche davanti agli occhi di Giosuè e di Caleb, loro hanno reagito in un altro modo. Loro hanno visto questa terra con un occhio di fede. Loro hanno creduto nella promessa di Dio. Loro hanno deciso di avanzare. Hanno detto andiamo, Dio ci aiuterà. Se Dio è con noi conquisteremo questa terra. Hanno deciso di credere nella potenza di Dio, perché Dio è la soluzione. Dio e la sua potenza possono fare ogni cosa nella vita di ogni persona di questa terra. Allora noi come cristiani chi vogliamo essere? Vogliamo essere quei cristiani che conoscono la verità, che conoscono la parola, che sono stati liberati, che come dice la Bibbia hanno gustato le potenze del mondo futuro, perché abbiamo vissuto esperienze con lo Spirito Santo. Ma facciamo di tutto questo uno strumento per puntare il dito verso il peccato delle persone. Facciamo di tutto questo uno strumento per discernere cosa una persona sta facendo di giusto e cosa sta facendo di sbagliato. Vogliamo usare tutto questo, questa preparazione, questa saggezza, tutto ciò che Dio ci ha dato, questa istruzione che Dio ci ha dato, per limitarci a puntare il dito verso il problema, o vogliamo essere coloro che hanno fede per portare la soluzione al problema, coloro che hanno fede per andare in giro per il mondo a dire Gesù può aiutarti, che hanno fede per spargere il buon profumo di Cristo, che hanno fede per spargere il Vangelo, che hanno fede per testimoniare quello che Gesù ha già fatto nella nostra vita e che noi crediamo possa fare nella vita degli altri. Quelli che hanno fede per mettersi in gioco e mettere in gioco la loro fede, prendere la responsabilità dello Spirito Santo che Dio ha messo dentro di noi e andare a far sì che questo Spirito Santo possa toccare altri. Dio ha chiamato noi per essere soluzionatori di problemi. Quando Gesù fa il sermone sulla montagna, all'inizio ci parla delle beatitudini e ci dice delle cose, ci dice siate mansueti, ci dice siate misericordiosi, ci dice siate puri di cuore, ci dice siate pacificatori, portatori di pace. Perché chi è mansueto, chi è misericordioso, chi porta la pace, porta soluzioni. Non porta divisioni, non porta mormorii, non porta incredulità,
non porta morte. Dio ci ha chiamato per portare vita intorno a noi. Dio ci ha chiamato per portare vita. E la vita è Gesù Cristo. Lui ce lo dice: io sono la via, la verità e la vita. E nessuno va al Padre se non per mezzo della soluzione che Dio un giorno ha fatto scendere su di noi, affinché potesse purificarci da ogni peccato, potesse redimere, riscattare le nostre anime e condurci a vivere l'eternità insieme a Lui. Così come Gesù è stato un giorno la soluzione per la tua vita, oggi vuole esserlo per la vita di qualcun altro. Ma aspetta che noi siamo qui le persone che portano questa soluzione, Gesù Cristo, in tutto il mondo. Che possiamo essere degli Jairo in questo tempo, portando Gesù dove c'è un problema. Che possiamo essere dei Giosuè, dei Caleb, non puntando il dito verso il problema, ma credendo nella potenza di Dio per risolvere qualsiasi circostanza. Che possiamo essere quegli uomini e quelle donne che Dio ha chiamati in questo tempo per far sì che il suo nome possa essere elevato in questa terra. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, di questa parola. Io ti chiedo, Signore, che possa aver messo un seme nella vita dei tuoi figli, delle tue figlie, così come ha messo un seme dentro di me. Che possiamo essere persone di fede, persone che riconoscono in te la soluzione ad ogni problema e che hanno fede per portarti in tutto il mondo, non soltanto persone che puntano il dito verso il problema perché la verità ce l'ha insegnata, ma persone che riconoscono, detectano un problema e portano una soluzione per questo problema. Perché questo mondo, Signore, giace sotto il peccato, ma la tua parola ce lo dice: dove il peccato abbonda, la tua grazia sovrabbonda. Ma c'è bisogno, Signore, che oggi questa generazione sia una generazione movimentata a diffondere questa grazia intorno a noi. Per questo io ti chiedo, Signore, metti in noi questo desiderio, questa capacità, questo spirito di coraggio e non di timidezza, di essere coloro che non portano problemi, che non puntano ai problemi, ma che portano la soluzione, te, in questa terra. Per questo io ti prego, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare il piacere a te. Io voglio fare e adorarti. Padre, dammi, Padre, dammi.
ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Per adorarti. Per sul monte tuo, chi ci resterà davanti a te? Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te? Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te? Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te? Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Padre,
tuo volto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorare. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Racconta il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra
Puoi mettere qua sul proiettore Salmo 20, versetto 7. Possiamo leggerlo insieme, Chiesa? Gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, del nostro Dio. Possiamo leggerlo un'altra volta, più forte ancora. Gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, del nostro Dio. Amen. Amen. Lui è la nostra soluzione, Lui è il nostro Dio, Lui è il nostro tutto. Sempre sia lodato il nome del Signore. Possiamo accendere le luci, stiamo terminando la nostra serata insieme. Dopo ci sarà qualcosa da mangiare là fuori per avere un momento di comunione, non scappate via. Prima però vogliamo festeggiare i nostri compleanni dell'ultima settimana. Della Vanessa, la Suele anche, Suele. Andrea anche, Andrea. Anche la Gabi non è venuta. Che abbiamo perso? Perché sembrava che luglio nessuno avesse compiuto gli anni. In realtà quando uno compiva gli anni restava a casa, no? Per non passare la vergogna del compleanno. Recuperiamo Gabi, recuperiamo Rodrigo, recuperiamo anche Flavio. Flavio. Flavio per 2 settimane è rimasto a casa per non perdersi gli auguri. Qualcun altro che ha saltato? Dan. Adam si è alzato. Non sappiamo se per uscire. Daniel! Tutto luglio praticamente, adesso faremo una volta. Oggi è il giorno di recuperare tutto. Amen. Alziamo le nostre mani verso di loro per benedire la loro vita, questo nuovo anno, che chi prima, chi dopo in questo mese lo ha compiuto. Amen. Ringraziamo il Signore, Padre. Ringraziamo, Signore, nel nome di Gesù per la vita di questi nostri fratelli e sorelle ai quali hai concesso un altro anno di vita, e ti chiediamo, Signore, che tu possa riempire questo loro anno con il meglio che hai già preparato davanti a loro, che la gioia, l'allegria che viene da te possa riempire il loro anno, quello delle loro case, Signore, che prosperità, che pace possano accompagnarli, ma quello che più di tutto ti vogliamo chiedere è che la tua presenza possa essere ogni giorno viva e reale in loro e davanti a loro. Per questo noi ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome
di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Allora che questa stessa benedizione possa essere anche sulla vita di tutti quanti noi, che questa settimana possa essere piena della gioia del Signore, piena della sua salute, piena della sua pace, di questo Gesù che è la soluzione per ogni problema, per ogni difficoltà della vita di tutti quanti noi. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio sia con tutta la Chiesa, e tutta la Chiesa come uno in Cristo può dire Amen.